Il 20% di concerti in più nella stagione in corso. Si avvicina il culmine di una intensa annata per l'Orchestra di Padova e del Veneto. La seconda parte della stagione concertistica la porterà a esibirsi nei luoghi più prestigiosi a livello nazionale e internazionale. Il concerto a Roma, al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica per la Giornata della Memoria, e poi una importante tournée in Corea del Sud. Facciamo 4 concerti e quindi l'orchestra torna ad essere un'immagine di Padova nel mondo. Un totale di 130 concerti, quasi uno ogni 3-4 giorni. Un incoraggiamento ad affrontare questi e altri impegni arriverà anche dal rientro nella compagine societaria dell'orchestra della provincia di Padova. L'ente locale, fino a qualche anno fa, con l'entrata in vigore della legge del Rio di riforma delle province, sosteneva economicamente l'OPV con circa 60.000 euro. Ora la provincia non può più garantire queste somme, ma può offrire il suo coordinamento per portare buoni concerti nelle comunità locali padovane. Un gradito ritorno, insomma. Rientra nei luoghi dove compete una provincia a esserci, quindi in una eccellenza culturale che non è un'eccellenza della città, ma un'eccellenza di tutta la provincia, del Veneto in generale.